Sarà una giornata campale nel campionato di eccellenza Girone A, con diversi scontri, il cui esito potrebbe rimodellare l'attuale classifica generale. Iniziamo dalla gara che si disputa a Campofranco tra l'Acregas e il CUS Palermo. A conti fatti sembrerebbe uno scontro dal risultato scontato, ma attenzione all'orgoglio dei cussini che proprio in settimana hanno cambiato tecnico e venderanno cara la pelle. Ma l'attenzione generale è calamitata dal match del Valentino Mazzola, dove sarà di scena il capolista Dattilo contro la locale San Cataldese. Una sorta di braccio di ferro tra le due squadre attrezzate per il salto di categoria. La compagine nissena ha un po' deluso le aspettative, ma il campionato è lungo e può succedere di tutto. Il Geraci ospita la Parma un fall, mentre il Canicattì cerca gloria sul campo dell'oratorio marineo. L'altra Agrigentina, la Provavara, a secco di punti da ben 3 gare, gioca a Mazzara una gara molto rischiosa per il morale e la classifica. Se vogliamo sperare di arrivare a rubare qualche punticino alla squadra che ci sta davanti, è normale che dobbiamo pensare di doverle vincere quasi sempre. Quindi, oltretutto, l'obiettivo di questa società mi sembra che sia questo, ci dobbiamo sforzare per farlo. La partita si presenta non difficilissima, ma è chiaro che per noi sarà sempre la partita più importante, quella che andiamo a affrontare. Quindi per noi sottovalutare un avversario sarebbe un peccato veramente veniale. Quindi non vale proprio la pena, perciò dobbiamo essere concentrati. Vedo che la squadra lo è abbastanza, io lo sono di conseguenza e non diversamente, perché sono loro che devono trascinarmi. Ho visto che hanno questa caratteristica di giocare sempre e io glielo sto cercando di imporlo più che posso. Ci dobbiamo anche divertire, non possiamo fare calcio soltanto con l'obiettivo a vincere, perché giocando a palla avvelenata prima o poi qualche intoppo può succedere. Noi dobbiamo sforzarci a giocare sempre. Che settimana è stata? La settimana è stata piacevole, io sono arrivato in mezzo a un mucchio di amici e quindi per me è stato divertente. Ho sottolineato 2 o 3 cose nella prima volta che ci siamo incontrati, come vedete continuano a esserci sempre delle situazioni che richiamano quello che vi ho detto io. Non voglio sottolineare perché penso che voi da giornalisti lo sapete meglio di me. Invece noi dobbiamo fare un calcio gioioso, un calcio divertente, siamo dilettanti, vogliamo tornare nei professionisti, quindi dobbiamo già da adesso cominciare a comportarci da tali, quindi da professionisti. Come è stato l'incontro con i giocatori? Ma i giocatori non lo so, forse perché mi conoscono magari non personalmente, ma dalle mie vicende vissute, probabilmente sono stato accolto, è stato facile insomma, poi un po' di esperienza di spogliatoio ce l'ho, però i ragazzi sono stati disponibili al massimo, è stato veramente divertente cominciare con loro. Allora, questa partita l'abbiamo preparata come ogni altra partita perché noi siamo l'Acregas e non possiamo sottovalutare nessuno, che ogni avversario che viene o che affrontiamo in trasferta cerca sempre di fare la partita della vita. Poi soprattutto se vogliamo recuperare punti rispetto al Dattilo dobbiamo vincere tutte le partite senza non sbagliare neanche un colpo. Qual è il vostro stato d'animo? Siamo stati sempre allegri perché alla fine non è successo niente di male. Il gruppo è uno dei gruppi più belli che abbia mai incontrato in uno spogliatoio, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene. La differenza tra Mister Vullo e Mister Corrado Mutolo? Allora, per ora una differenza non la posso fare perché il mister Bullo è arrivato da poco e quindi non abbiamo avuto l'opportunità di conoscerlo fino in fondo, quindi bisogna aspettare per avere un confronto tra i due mister.